Solidità, mentalità e determinazione rappresentano il trio delle capacità mostrate dal Catania contro l'Avellino. La vittoria per 1-0 con gol di Pietro Cianci carica l'ambiente in vista del match di ritorno. Ecco le reazioni da parte dei tifosi prima e dopo l'incontro. Oggi pensa che diciamo. Se il Catania si impegna alle carte regola per affrontare queste e anche le prossime che verranno. 2-0 Pallocenso. La vittoria del Catania. Dicevo, Guaini è stato grandissimo, grandissimo, ha annullato a Patierno, difesa molto solida, niente, ci speriamo. Una bella vittoria, abbiamo vinto, speriamo bene ad Avellino e di continuare così. Una bella partita e ora andiamo ad Avellino 1-1 e ci qualifichiamo anche per questo. Rinasciamo e andremo avanti, siamo il Calcio Catania e vinceremo, ci rivedremo qui martedì, siamo certi perché stiamo andando bene e vinceremo assolutamente. Poi martedì nuovo appuntamento allo stadio. Dal mio punto di vista questo gioco che fa il nostro allenatore ha bisogno di due attaccanti più veloci, sono troppo lenti ambedue, sono due centravanti d'aria, non di manovra. È una partita molto bella, si potevano fare più gol. Va bene un 1-0 e al ritorno speriamo di farne un altro ed eliminare l'Avellino. Chiedetevi sempre se il gioco vale la candela perché è appena iniziata una battaglia tra angeli e demoni rossazzurri. I tifosi ci credono e la perseveranza in occasioni come questa rappresenta l'ingrediente principale per arrivare a destinazione.